Io faccio in modo naturale, senza nessuna cella e senza niente. In 60 anni, quando butta via qualche salampo. Bene, salute. Cin intanto. cin. Cin cin, genio. Allora, domande fondamentali. È più difficile mandare in avanti un'azienda di famiglia o gestire il cliente? Ma i clienti ti vogliono bene, è un piacere. La famiglia è più difficile perché con la moglie vai d'accordo per interesse. Ok. No? E con i clienti anche. Io non ho mai avuto Questioni. questioni con i clienti, è sempre fatto bene. Bene, bene. E, Che non era il mio mestiere. no, perché il tuo mestiere, tu nasci del contadino o... Ho attaccato a lavoro a 5 anni, no, di contadino. Sì, E avevo piacere di fare il contadino. ok. Dopo a 14 anni a scuola nie perché ero in Ciastron. Ok. Non Ciastron. Avevi tutte le passioni fuori che quelle Che la di scuola. leggere, mai piaciuto lei. Ok. No? E olevi a Usei, olevi a Pesciante agli Udri, olevi a Bombis, appena finita la guerra, olevi a Zoa, adesso un po' di chiesa, via Zoa. No? Però dopo sono andato a 14 anni a lavorare in fabbrica Sì. e di lì dopo mi è venuta passione, vedevi che non sapevo neanche tanto lei, non sono andato alla scuola a fare l'Ipsi a San Giovanni. Sì. È stato lì ho fatto un anno per fare la terza media e non sono mai andato a tirare fuori neanche il diploma, no, perché non mi ha mai domandato nessuno. Ok. No, e dopo ho fatto la prima e la seconda istituto, sì, per San Giovanni. Sì. E lavoravo nel frattempo, ho lavorato 4 anni in 2 fabbriche di Chiadresca di qua. Di qua. Dopo mi è venuto il lavoro nel cantiere Monfalcone. Nel frattempo ero ingelato a Milano, mentre sono imprese edile, a 18 anni. A 18 anni, cioè tu eri sfrutto praticamente. E a Milano sei tu là, col treno, con... Sì, col treno, sono qui col treno. C'è avventura. Abbiamo fatto una casa a un mio zio, dopo abbiamo fatto un'altra casa per tutti i piastrelli, Sì. dopo gli dissi a mio cugino, ma ti sa meglio deve fare un lavoro ben fatto, non ti vedo, tu mi devi lavare i pavimenti che domani voglio tirare bene, no? Che l'è finito, Sì. intanto che tutto finisce di fare il bagno. Un centimetro di acqua in mezzo alla stanza. È genio, la causa di tossato. È 1 centimetro di 2 centimetri se ti calciato la via. Ti molto la conti. Se ti fate la malta, una tenera e una dura, la carne. Quindi, dopo di che esperienza Tirati lì... bene, scappate il treno e disfate la. Ma e dopo, diciamo di quando che è nasciuto il supermercato Butussi? Dopo è stato militare, ho Ok. stato 2 anni, 1 anno e mezzo a lavorare in tal cantiere Monfalcone Sì, con la sì. cantrice di Trieste e lì abbiamo fatto anche un bel lavoro con un gal di Curmons che era un maestro. Io ho ricciadreato, avevo fatto sia la scuola del Lenga San Giovanni che avevo imparato. Sì. Però abbiamo fatto l'ultima cena di Leonardo da Vinci in Galileo Galilei. Si è dato una mano, lui con la colla alta il tirava. Dopo mi è venuto la militare, Sì. di militare sull'artiglieria in montagne. Ok. Un 3 mesi mi ha dato bene. E dopo 10 mesi di lusso, ero attendendo da tenente colonnello Sì. che
che l'area a Roma e o a Tarvisio, giusto. aveva la chiave, la sota a mia disposizione. Benissimo. Non sapevi se molto perdere il tempo, se mi tutto con la squadra atleta da casarme, no? E avevi a correre per i boss, lì a Tarvisio, no? Anche per passare il tempo, perché Sì. sì. Hai fatto sono 4 zingaris, una sul mies, sono arrivato prima. Che non avevo mai corretto, non avevo mai fatto sport. Sì, sì. Avevo fatto sport prima, adesso votai, scorrellato pure. No, con Gidio Bernardis mi ha portato a Zoa Morar, un campionato, Ma gioca di ballone? a Zoa di Ballon, avevo 17 anni, 18. Alla fine del campionato hai detto al presidente che mi pare che io con la bicicletta, con un panino, torno a casa in bicicletta, io non arrivavo neanche a casa, no? Perché se non è fan che, no? Per forza. Partì a 7 di mattina, io a morare, e le trasferti io fino a Sagrado, sì, Se si dove che capitava le partite. la che capitava la partita, sempre qui in Frus, no? Insomma, hai detto al presidente che mi pare che non è il mio mestiere, è il mio che stanno che vengono bene. mi pare che mi è stato fa che viti le cose. Dopo il militare, semi tutto, siccome che è un besno aring, mi tutto a fare contadino con mio padre. Sì. Perché lui aveva un 6 vacci in tastale, insomma aveva un po' di camps, e dopo plan plan, 24, 63 a mettere un po' di vis, e si arriva a plan plan, dal 70 e passa, 75, si arriva quasi a 1000 tortos di vin, io, mio padre e mio frate, Sì. se lui aveva un 7 anni di manco di me, dopo in tal frattempo aveva fatto domande di mettere su un negozio Sì. nel 68. Quindi tu avevi già l'idea di partire Non con mi un tutto sul negozio. negozio, ma prima mi tutto sull'onda di mio frate. Ok. Dopo mio frate non ha avuto la drente e è stato a me mare. Sì. No? E dopo dal 76, siccome che là dava un del lavoro in quel negozio, abbiamo pensato di fare un negozio nuovo, Ok. di fare il supermercato, no? E quando abbiamo fatto il supermercato mi ha toccato là a me e le femmine se levano e ho seguito sia l'azienda che ho seguito Che è il supermercato. anche il supermercato. È il pare di Giovanni Livon, Doardo Livon, tutti i vecchi, Infatti sono i nomi sparsore lì. perché è il mio nonno, Giobatta, E Genio Talmiec. ma ne è un oro. Io ti rimasco sempre li tirati, no? Sì, è vero. E vende seduti dividersi, quindi facendo i grums, tiene in bruschetta, qui che toglie la bottega, tiene la bottega, qui toglie l'azienda, e siccome Sì. che l'azienda la tenevi tutta la commercializzazione, tutte che robe le avevi tutte in mano, no? Sì, la cantina, Sì, non avevi né enologo né niente, sì, non si faceva Esperienza, come comune, no? Se però avevi esperienza, perché con gli AIS, col club 3P avevi imparato tanti robe, no? Avevi Pianificazione. buone mestieri, facevi tutte le analisi, facevi di Besol, Sì. sia l'alcol sia l'acidità fissa, sì, praticamente insomma là wunde bene. Che se si vini imbottigliati, Sì. qui il legno Luther prima, Ah, sì. Qua c'è scritto: i giovani viticoltori Genio Butussi in primo piano, Felicetto Nascic e Angelo Nascic del gruppo 3P. Ultimata l'operazione di imbottigliamento, presentano le 2 qualità di vino da esporre alla prima fiera dei vini di Cono di Rosazzo. Pensa tu? che è del 74, infatti anche qua, con una copia del quadro, Le etichette? che cai Dino Granzotto, Sì. che cai dal 74,
però la prima l'abbiamo fatta dal 70, la bottiglia dal 74, che cade i giovani, la etichetta sempre che cade all'86. Non è mai stata, netto di mortadella di un negozio, no? E quindi le prime giornate da ora dal balcone, venuti erano tutti visi le prime giornate? No, da pren o io, mio frate, i devono a ciuli la verdura, Sì. Magari perché stava mia madre, dopo stava la mia femmina, sì, qualche ora si faceva anche dal negozio. Ok. La prima idea come niente, senza nessun fastidio, senza niente, ho dormito tutta la notte, fatte festa, l'inaugurazione, il 22 di dicembre del 77 e il 23 viarte la bottega a gonfie belle là in subito e là de ben. Comunque io Sì. mi sono divertito tutta la vita, non ho mai avuto un fastidio, Di salute, di economici. anche di salute, sì, robe meccaniche, fatti anche, fatti carote, come hai fatto la catarata, Sì, quindi sì. disfa, ovvio di massa come, C'è più di prima? come ovvio di a lei, senza occhiali, senza niente, vino frizzante bianco, Tutto? cioè, prima non vedevi quasi niente. Oh, quindi dai, una buona razza, no? I buttos. Poi i butoschi si spera. Allora, vari gusti fevelà, però anche dalla bottega, dal discorso da macellerie, no? Perché tu sei famoso, perché? No? Bon, è famoso. Noi facciamo poco, Ok. non siamo una realtà Industriale. Industriale. Sicuramente. in 60 anni non vi è mai capito una multa che venga il negozio tra il prima e il dopo. Sì. No. Sempre lavorato onestamente, sempre paghi non dal dot, ma quasi dal dot anche le tasse. Noi di famiglia, no? Sì. Abbiamo sempre comprato quando non erano che non avevano la bottega, in famiglia che erano in vincitore si comprava 3 pulse d'anno. Sì. No, e io di piccolo sempre a tirarlo per coda, perché qualche leva a tirare il pulse per coda Sì. e aveva diritto di vendere il pelo. Arco. Allora io avevo il prim, i miei cugini, a tirare il pulse per coda per vedere di vendere il pelo. E era un Una volta era un'altra tutti ridi, no? Una volta al mondo, no? Io mi visitando a guerra. Contimi altro, dai, la guerra. La prima roba che mi visi è che erano i cosacchi che di noi. Sì. E sull'aip che levano aveva i vaccis aveva un carattere col cognac. E mi visi 2 persone che sono venute a Cioli col gavetten, col pignatot, a Cioli il cognac, Sì. di cui Tony Visintin è il pari di Tony Visintin che allora sta di fronte ai fari Sant'Andrea e Romilde Moreale, 2 persone che sono venute e avevi 4 anni, anche 3 anni. E quando erano i cosacchi erano in ritirata e sono stato a 45 e dopo mi visi quando mi hanno ceriato tutti sul camion, Menati via. non per me, per ridi, penso io. Speriamo. No, sì, io sì. ci vado pure Per all'inizio quando mi hanno ceriato mi visi che era il mese di lui dal 44. Ok. Ed ero in su a Gespo, io e mio cugino di Padova che l'ha sfolato perché bombardavano a Padova, che loro erano stati in una stazione. E erano in 7 frades e l'era il 7° si chiamava, è l'ultimo. C'è fantasia, eh? E con lui ero su Paman a Gespo e a Sant'Andrea. E lei di fronte all'osteria di Messur, lei Sì. di Lice, Di Lice, sì. no? Lei era il camion dei tedeschi, mi visi che era un camion senza bandini, senza niente, e la sua insomma della cabina aveva una gabbia con i conigli dentro. Io mi sono mettuto a giocare con i conigli. Dopo
e sono venuti da un gente e hanno attaccato a fare confusione e dopo non mi visi più niente. Mi hanno detto dopo che mi hanno fatto dentro di Massimo, de gare i fissoi, dicevano, no? D'Osvaldo, sì. no? Mi hanno portato dentro lei, non sai che mi hanno fatto, mi sono tornato in me, ma non mi visi niente dopo, di che roba lì. Se dai cosacchi mi visi, qua era dietro al braccio di un cosacco, e che aveva un fucile così piccolino, no? Pieno di fasci saturatori, sulla canna, per furno. Sì. Dopo dei americani, poi mi visi, con levi al giallo, a ciappà e latte cacao, col pigna tutto, dal Vaticano lì a Sant'Andrea, fino al giallo, lì che le snidar lì. Sì. E i americani sono arrivati lì, mi ciappavano al braccio, mi deve cioccolato, mi deve di tutto. E dopo mi entravano e mi devono di bere. Dopo mi entravano in grave tutto e io tornavo io fino a Sant'Andrea col pigna tutto, latte cacao. No? Quando si al giallo, e passa il camion da finanza, a Plancourt non correva neanche tanto, sì. Ma col fumeron che l'ha fatto, che ha della strada blanca, no? Spauriti di livaggi. Uno mi va io per strada lì di Zoppel che va lì di Glisiuta dal Giallo, lì. E che altri mi va su per lì di Budin, no? Loro, quando hanno veduto che livaggi, e io sono stato también da livaggi, e livaggi là non ne per bande, e io sono passato in también, no? E sono fermati fino a Zos e mi hanno aiutato a tornare a Livagis e mi hanno detto a quelli menali e qua vicino tal e là dopo da ultimi chiari prendi la sulla mondo e là non c'è senza mettere per davanti, no? E mi hanno dato a menare Livagis là loro io ho detto tanti ai miei genitori, ai miei barbi. Dopo ho avuto la fortuna che c'è stata una buona femmina per Maria Ast e che l'hai conosciuta col Kletter P, perché ora è presidente del Kletter P di qua. Che il 3P sarebbe? Provare, produrre, progredire. Ok. Era un'associazione di coltivatori diretti per i giovani. Ah, beh, quindi giovani agricoltori. Allora, io ora appena mi ho chiesto del militare, che mi hanno fatto presidente, quindi avevo 24 anni. E dopo ho conosciuto ieri che aveva 25 anni, perché dopo facevo in gemellaggio, perché i contadini nessuno aveva sposato. Era il periodo da finanza. Ah, i finanzieri erano gettonati, i contadini. Tutte le mie orse. E io ho chiamato una di 16 anni e i miei amici mi dicevano Genio sta attento che tu vai in Perron che sono sei giovani, no? Guarda, non ti preoccupare che mi invece di persone. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, vi sassi di mettere like e di iscriversi al canale, perché il vostro sostegno è fondamentale per me per continuare in avanti. Per questo video è finita, un saluto a tutti dalla famiglia Buttus. Ciao, ciao. Mandi. Grazie, alla prossima. Grazie, comunque. Comunque, grazie a voi. Adesso veramente il video termina qui. Queste emozioni, queste sensazioni, tutto quello che Genio mi ha raccontato è veramente un nutrimento per quello che sto facendo. Mi dà la grinta per continuare a fare quello che sto facendo. Voglio continuare a fare questi video, voglio che rimanga una memoria per sempre di queste persone importanti per il mio paese. E soprattutto voglio continuare a tornare a casa
con un deodorante di questo tipo.